Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Allora, si vede, non sono nel mio studio oggi. Per quale motivo? Ho un paio di esami a breve, a brevissimo, quindi ho cercato di risparmiare il tempo che ci impiego per andare fino allo studio, ritornare, eccetera, dal momento che in questo corner io intervengo proprio 2-3 minutini per entrare e per chiudere poi un discorso ben più ampio. Quindi ci sarà un ospite che interviene con un video di circa mezz'oretta, quindi il corner lo fa a tutti gli effetti questo ospite, che è Nadia Dell'Oro, quella critica d'arte che era già intervenuta circa un mese fa per raccontarci la mostra alla Fondazione Baylor di Basilea di Harp e di Rodin. In questo caso la mostra è stata sempre svolta alla Fondazione Baylor, si parla della mostra di Edward Hopper, è una mostra che risale all'estate scorsa, quindi una mostra già fatta, già conclusa, già vista e tutto, però questo discorso su Hopper va ad agganciarsi a un discorso che avevo fatto io in precedenza, vi parlo del 24 di aprile in un corner, in cui ecco voi lo trovate ora su YouTube e tutto, un corner di 40 minuti che ora si integra con il corner, si amplia con il corner di Nadia, che saranno altri 40 minuti in tutto circa, e quindi questi due corner insieme vi danno proprio uno sguardo ben più ampio di qualsiasi altro video che voi siate in grado di trovare su YouTube, perché sono tutti video più corti, meno tecnici. Forse qua si parla anche di Wim Wenders, si parla di film, si parla di letteratura, si amplia molto il discorso. E quindi ecco, io ora vi introduco proprio il video di Nadia, perché vi avevo già detto, lei è la mia l'inviata del Cesare's Corner per la Svizzera. Quindi ecco un altro suo splendido intervento. Prego Nadia.
Ciao Cesare, bentrovati a questa puntata del Corner. Oggi come già anticipato da Cesare, sono molto lieta di poter approfondire un argomento che era stato già trattato in un corner precedente, nel mese di aprile del 2020 precisamente. Edward Hopper. Cesare aveva parlato di Hopper in relazione a Magritte, aveva parlato delle tecniche compositive che Hopper utilizza, dello sbarramento, e che ritroveremo anche oggi, e aveva fatto una panoramica su quella che è l'eredità stilistica e artistica di Edward Hopper, che è stata accolta principalmente dalla settima arte, dall'arte cinematografica nel Novecento e poi anche oltre fino ai giorni nostri. Non andrò naturalmente a ripetere le cose che sono già state dette, ma vi voglio condurre con me a ripercorrere la mostra che doveva essere aperta nel mese di aprile del 2020, ma che purtroppo, per cause di forza maggiore, quelle che purtroppo conosciamo fin troppo bene da un anno a questa parte, era stata chiusa. Fortunatamente era stata poi prolungata e quindi sono stata tra quelle persone che hanno avuto la fortuna di visitarla. Di cinema comunque parleremo ancora, perché vi anticipo già che in chiusura del corner avremo una piccola chicca per voi, ovvero 1 minuto 60 secondi di quello che è il vero e proprio cinema realizzato da Wim Wenders per Edward Hopper, in omaggio di Edward Hopper, e che i visitatori della mostra avevano potuto vedere in 3D. Cominciamo subito però la nostra camminata virtuale di esplorazione della mostra. Vorrei cominciare con un quadro che è molto noto, Railroad Sunset del 1929, che è conservato al Whitney Museum come la gran parte delle opere di Edward Hopper. Perché voglio cominciare con questo quadro? Perché ora la regia credo che lo manderà in onda. Perché è un quadro estremamente efficace, non a caso campeggiava la prima sala della mostra e attirava l'attenzione di chiunque vi mettesse piede. Edward Hopper in questo quadro utilizza una tavolozza di colori molto accesi, soprattutto nella parte superiore del dipinto. Vedete che c'è questa linea orizzontale molto bassa rispetto alla simmetria dell'opera, che crea il consueto sbarramento, quindi divide l'opera in 2 parti, una fascia molto scura caratterizzata da colori intensi come il verde marcio, colori cupi, e poi la parte soprastante che utilizza un rosso aranciato molto intenso, quasi fosforescente, che sfuma poi nel giallo e va a finire in una sorta di color turchese molto freddo e nitido. Non è una tavolozza di colori che però Edward Hopper utilizzava molto di frequente. Dietro sua stessa dichiarazione lui si ispirava alle tavolozze di Manet, quindi dobbiamo immaginare i colori della terra, il verde marcio, le varie sfumature di marrone e di ocra, il panna, tra l'altro a volte la composizione era ispirata a Degas, quindi era un figlio dell'epoca romantica e della tradizione precedente. Questa tavolozza di colori però è quella che colpisce di più i maggiori cineasti del Novecento. Non mi riferisco solamente a Wim Wenders, ai suoi paesaggi sconfinati sovrastati da un cielo sempre molto intenso, che accoglie di solito nelle ore del tramonto dell'alba le scene più emozionanti dei suoi film, ma anche a Ridley Scott, per esempio, a Dario Argento, Antonioni, Hitchcock, quindi è forse quello che ai contemporanei piace di più di Edward Hopper. Ma non ci fermeremo però a questo livello della lettura, perché vi voglio portare un po' più addentro all'opera di Edward Hopper. In particolare vorrei concentrare l'attenzione su 2 elementi simbolici di quest'opera. Il primo è la linea ferroviaria. La linea ferroviaria che, come sappiamo, è presente in tantissimi capolavori di Edward Hopper, anche la casa che ha ispirato Psycho di Hitchcock, per esempio. Ma perché per lui era così importante? Dobbiamo fare una contestualizzazione per capirlo. Edward Hopper nasce il 22 luglio 1882 a Nyack, un villaggio nello stato di New York, più a nord-ovest rispetto a New York, sull'Hudson River, un villaggio che era stato fondato da emigrati di origine olandese, quindi dai Paesi Bassi. Questo villaggio era stato collegato nel 1870 con una linea preferenziale alla città di New York
E solo un anno prima, nel 1869, era stata inaugurata la ferrovia transcontinentale degli Stati Uniti. La ferrovia era un simbolo del progresso, della nuova società americana che stava avanzando. La nuova società con cui Edward Hopper, attenzione, non aveva un rapporto lineare, ma dialettico ed estremamente critico, soprattutto riguardo ad alcuni aspetti anche dell'urbanizzazione, per esempio non amava i grattacieli. Ma che cosa rappresentava? Rappresentava anche la possibilità di muoversi, di viaggiare. Era un po' una nuova frontiera per gli statunitensi. Negli Stati Uniti il mito della frontiera è qualcosa di connaturato non solo alla storia ma anche alla quotidianità, e di conseguenza la ferrovia permetteva di rivivere questo mito della frontiera. Lui stesso viaggiava molto con la moglie, quindi anche in questo caso un rapporto ambivalente verso la ferrovia. E poi c'è questa torretta. Edward Hopper più volte scrive in relazione agli edifici verticali. Lui non ama i grattacieli della città, considera la città di New York piuttosto brutta e nei suoi quadri sposta l'attenzione spesso sugli edifici più bassi di mattoni, sugli angoli delle strade dove possono esserci dei viandanti, dei passanti, oppure all'interno di locali. Non dipinge mai grattacieli, anzi a volte li taglia proprio nelle sue composizioni. Ma quello che ci interessa in questo quadro è l'utilizzo che fa degli elementi di scena, e non a caso si può parlare di scena e scenografia nelle opere di Hopper. Quello che lui fa è un'operazione simbolica, ovvero elimina gli elementi superflui dalla scena per concentrare l'attenzione su singoli elementi. Quindi la ferrovia, l'abbiamo vista, questo tramonto, quindi un momento importante del giorno, e poi la torre. Quest'opera di semplificazione della scena lo rende affine a dei maestri della drammaturgia del suo tempo, in particolare Ibsen. Lui scrive esplicitamente di aver letto Ibsen e scrive diverse considerazioni in merito alla sua drammaturgia. La cosa che li accomuna: Ibsen era morto nel 1906, quindi nel 29 era ampiamente conosciuto, erano già stati scritti moltissimi saggi su di lui. Quello che li accomuna è la resa statica delle scene, dell'azione. In Ibsen non c'è una narrazione tradizionale, del resto era un drammaturgo contemporaneo, quindi rappresentava una parte delle avanguardie del Novecento. E la stessa cosa fa Hopper. Ibsen utilizzava simboli, la porta, tutti si ricordano la porta che si chiude, la porta aperta che poi si chiude di Casa di Bambola, per esempio. E la stessa cosa fa Edward Hopper. Ma proseguiamo la nostra passeggiata nelle sale della Fondazione Beyeler. Vedete questo quadro che raffigura un ponte, quindi il punto di fuga è creato dal movimento di questo ponte. Un paesaggio urbano sullo sfondo e una parte di paesaggio naturale sul davanti, dove ci sono due rami dello stesso fiume. Vedete anche gli edifici, vedete una piccola casetta di sotto del ponte che è travolta, una casetta quasi tradizionale senza tempo, che è travolta da questo mastodontico ponte, questa costruzione contemporanea per lui. Non c'è nessun riferimento alla velocità, le linee spezzate che possiamo vedere nei futuristi quando celebrano la tecnologia. Però questa linea e questa inclinazione specifica del ponte che si sposta verso destra ci dà l'idea del movimento del treno e della ferrovia. Quindi, come è stato scritto da più parti riguardo a Edward Hopper, la sua arte è molto sottile, molto intellettuale e suggerisce spesso. La stessa tecnica è utilizzata nelle scene considerate più enigmatiche. Vedremo nei quadri successivi come il gioco di luce ed ombre, di ambientazioni vuote, di vuoti e di ambientazioni invece popolate da una figura umana o da un simbolo, crei una sorta di attesa, di suspense nello spettatore. Hopper non descrive mai una narrazione, quindi un'azione in svolgimento, ma che cosa fa? Nella sua fotografia, chiamiamola così, statica di una scena, induce lo spettatore a un'interrogazione, a chiedersi che cosa sia quel luogo, che cosa c'è stato prima, che cosa c'è stato dopo, che cosa può accadere, chi può arrivare in questa scena.
È questo il grande fascino di Hopper, questo che conquista i cinematografi, che infatti ci costruiscono film intorno. Ora proseguiamo alla visione delle opere e cambiamo paesaggio. Paesaggio d'acqua, fiume o mare, è un paesaggio che è connaturato in Hopper, perché come vi ho detto prima lui nasce a Nyack, questo villaggio che tra le varie attività produttive aveva naturalmente quella navale. Lui scrive, avanti negli anni scrive, quando già aveva raggiunto la maturità artistica e aveva abbracciato in modo convinto la carriera artistica, scrive che da giovane, da adolescente, era capace di passare interi sabati pomeriggio ad osservare i cantieri navali. E durante gli anni del liceo dichiara anche di voler fare l'architetto navale, l'ingegnere navale, diremmo noi, con una premessa molto importante. Hopper cominciò a disegnare a 5 anni, seguito dalla madre e continuamente stimolato da lei. A 10 già firmava, datava e numerava i suoi disegni, e questo è chiaramente un inizio di consapevolezza della propria abilità grafica e artistica. Però era anche facilmente influenzabile, soprattutto nei primi anni della sua vita, dall'ambiente circostante. Questo perché era molto permeabile e forse non sarebbe riuscito a creare i capolavori così sottili e profondi che abbiamo oggi se non fosse stato sensibile al contesto in cui viveva. La sua famiglia, che era una famiglia borghese, aveva spinto sin da subito affinché lui applicasse le sue doti, indiscutibili doti di disegno, in un ambito sicuro, che era quello dell'illustrazione pubblicitaria. All'epoca l'illustrazione pubblicitaria e la pubblicità stava subendo un'espansione velocissima, dunque costituiva una sorta di porto sicuro per l'occupazione. Infatti seguirà una scuola di illustrazione prima di dedicarsi, di impegnarsi in una scuola d'arte, la scuola d'arte di New York, fino al 1906, e si dedicherà a illustrazioni, quindi non solo campagne pubblicitarie ma anche illustrazioni di testi drammaturgici, da Coleridge a Shakespeare, ce ne sono moltissime, anche il Don Chisciotte per esempio. Ci sarebbe anche, che questo sarebbe un argomento da approfondire in modo dettagliato perché sono molto belli e interessanti. Quindi il paesaggio marino e fluviale che fa parte della sua natura. Ora vi faccio vedere alcuni dei quadri che c'erano in mostra perché sotto scorci diversi ci danno un esempio di come raffigura questi tipi di paesaggi. Questo quadro che vedete ora adesso, con questa villa vittoriana, in realtà è uno stile ibrido che era utilizzato dai ricchi capitani di industria dell'epoca, era molto amato da loro, quindi uno stile ibrido fra il vittoriano e il coloniale, quindi con elementi ibridi, e una nave con un'imbarcazione con 2 uomini. Paesaggio marino visto dalla costa. Vedete c'è una costruzione, quindi un'abitazione in stile coloniale e questo faro. Il punto originale, l'elemento originale di questo quadro, e direi rivoluzionario, è questo forte contrasto chiaroscurale. Vedete che ci sono queste profonde fasce d'ombra che scolpiscono la collina su cui poggiano gli edifici, contro questo cielo azzurro molto intenso. Anche in questo caso viene riprodotto il senso di attesa, un momento in cui non accade nulla, noi con lo spettatore, con l'occhio abituato alla visione reale, sa che qualcosa dovrà accadere in questa scena, quasi si aspetta di vedere un animale che si muova, una persona che passeggia, oppure di vedere un gabbiano volteggiare, ma questo non viene raffigurato da Edward Hopper, è semplicemente una fotografia, un'immagine statica con questi simboli. I paesaggi marini e fluviali in cui dipinge sono principalmente 2. Uno naturalmente sono i dintorni di Nyack, Hudson River, dove è cresciuto, e l'altro è nel Massachusetts, precisamente a Cape Cod, dove egli ambienta diversi quadri, perché abbiamo Cape Cod Morning, Afternoon and Evening, dipinti in tempi diversi. È in una parte del Massachusetts ad est di Rhode Island, quindi un paesaggio oceanico. La coppia Edward e Josephine amava moltissimo anche il North Carolina, quindi quella parte North and South Carolina, quindi la parte
oceanica della East Coast. Quest'altro invece che vedete è un quadro di piccole dimensioni, quadrato, che raffigura una vera e propria marina, quindi cominciamo ad osservare dei paesaggi in cui non c'è elemento architettonico, se non minimale, sullo sfondo, e non c'è nessun personaggio umano. Le marine sono un tema che lui realizza, come spesso fa in seduta en plein air, e che a volte sperimenta anche sul legno, quindi una medium che lui utilizza poco e lo utilizza esclusivamente sulle marine. Le sessioni di pittura di Edward Hopper, qui colgo l'occasione per raccontarvi degli aneddoti che sono estremamente interessanti. Le sessioni di pittura di Edward Hopper sono sessioni estenuanti, en plein air. Anche in questo è erede diretto della tradizione romantica. Ed erano talmente lunghe che naturalmente alla fine della sessione le ombre si erano spostate, e spesso le ombre sono molto lunghe nelle opere di Edward Hopper. La moglie scrive che stava all'esterno anche sotto il sole cocente per ore, tanto che si chiedeva come potesse vedere quello che stava dipingendo. Poteva vedere le opere quando tornava in casa all'interno, l'effetto visivo. E spesso nelle opere, anche nelle migliori, anche noi abbiamo la percezione di questo effetto di luce abbacinante che arriva dall'alto, quindi allo zenith. Ora vi voglio mostrare l'ultima marina, promesso, però secondo me sono veramente bellissime, realizzata da Edward Hopper con una tecnica dello sbarramento però ampiamente variata rispetto al solito, quindi lo trovo molto originale. Vedete che c'è una fascia inferiore nel quadro color verde acqua, in realtà è l'erba che è già diventata acqua. Vedete che è lo stesso colore di una tonalità diversa che poi sfocia nel mare, quindi quell'effetto visivo che si ha in certe giornate di sole di fronte all'acqua, quindi un riverbero che va a rendere quasi omogenei i colori, che crea questa sorta di velatura di colore su tutte le superfici. Vedete che anche la casa sulla destra, con questa bellissima veranda quasi alla De Chirico, ha questa sfumatura azzurra, quindi riverbero dell'acqua, e poi queste meravigliose vele che si inclinano e seguono i movimenti delle nuvole sullo sfondo. È un paesaggio quasi molto sereno, quasi enigmatico nell'assenza di persone raffigurate, ma che trasmette molta pace. Spostiamoci però su un altro tipo di paesaggio, perché come promesso questa era una mostra dedicata al paesaggio, anche naturale. Questa è una strada, uno sterrato di campagna, in cui domina l'elemento diagonale. Vedete che la collina è fortemente diagonalizzata, così come quella casa che sembra inclinata. Parlando con le persone in mostra, confrontandomi con alcune di loro, ho notato che quasi tutti dicevano che questa casa, con una parete completamente in ombra, era in una prospettiva sbagliata. A questo punto io vorrei in realtà farvi notare come quella raffigurazione della casa non è la raffigurazione realistica di una prospettiva matematica. Quella è la raffigurazione di un effetto visivo che si ha spesso quando sotto un sole fortemente diagonalizzato oppure fortemente verticale abbiamo osservando una parete bianca che sembra incombere su di noi, sembra quasi inclinata, quindi non sembra perpendicolare al pavimento. Non solo, ma a riprova del fatto che l'intenzione di Edward Hopper non è quella di raffigurare una casa nei suoi dettagli architettonici e matematici o progettuali, diciamo così, ma è quella di raffigurare un'idea, un'immagine di casa, quello quasi che la nostra mente ricorda di un paesaggio, perché vedete che non ha né porte né finestre, ha solamente questa parete così buia, blu, con quest'ombra che va a catturare subito la nostra attenzione. E a riprova del fatto che lui conosce benissimo le proporzioni e la verticalità delle forme, abbiamo questo tronco d'albero che sta solitario a indicare la verticalità dell'opera. Il paesaggio sullo sfondo, vedete, segue questa sorta di scelta di togliere le finestre, di togliere le porte alle case. Io lo trovo molto suggestivo. Qui un esempio della tavolozza utilizzata da Manet, vedete che ne riconoscete tutte le tonalità.
ma anche l'ombra con questi azzurri così forti è un'ombra mutuata da Manet, pensate alla colazione sull'erba, ma la sensibilità è schiettamente contemporanea. Ed ora eccoci di fronte a un'opera imperdibile, perché quest'opera, che si intitola Barley's Cobb's House, South Truro, è un'opera che è stata alla Casa Bianca, collezione Obama. Obama ne aveva 2, questa è un'altra simile, che però non era la Fondazione Bayer in mostra, sempre ambientata a South Truro, con queste case umili in un paesaggio americano. Avete anche, ora credo che la stiano mandando in onda, avete anche la foto dell'ex presidente Obama che osserva questi 2 quadri, quindi è un noto fan di Edward Hopper. Un altro paesaggio molto piacevole da osservare, in cui predomina il verde nelle sue sfumature, un verde brillante e caldo in alcuni punti che si armonizza perfettamente al cielo. È squisitamente naturale, ma la componente psicologica della luce che riverbera nella luce è presente anche in questo caso. C'è anche un'ombra molto scura a destra, nell'angolo in basso a destra, che ci trasporta subito nell'atmosfera di Hopper. Capiamo subito che non è un paesaggio qualunque. A questo proposito, questa mi sembra un'opera significativa per citarvi il passo di Goethe, che Hopper amava recitare in lingua originale. Io ve lo leggo in italiano, naturalmente. Su ogni cima è pace, in ogni chioma senti appena un alito. Nel bosco anche gli uccelli, tutto tace. Aspetta, presto anche tu avrai pace. Questo è tratto dal canto notturno del viandante di Goethe. Quindi sì, la pace della natura, ma questo filo che sottostà, questo tema che sottostà alle nature morte e ai paesaggi, che è quello della precarietà dell'esistenza umana, perché la pace sì è una condizione della vita, ma diventa una condizione che ci ricorda anche la precarietà e la caducità della nostra esistenza. Nel frattempo sta passando uno di quei paesaggi urbani, quindi ritorniamo velocemente in un paesaggio urbano, perché è un esempio di quello della scelta che vi dicevo prima di Edward Hopper. Edward Hopper, ormai l'abbiamo capito, lo sappiamo bene, opera come un vero e proprio direttore della fotografia, quindi taglio delle immagini e panoramiche sono la sua specialità. E qui potete benissimo vedere questo scorcio di piazza con palazzi sì alti, ma il focus è verso il basso, verso il pavimento, verso la terra, e sono tagliati completamente i grattacieli. C'è un'attenzione particolare in questo edificio, che è un albergo e che non a caso ha molto dello stile parigino, degli edifici parigini. Ed ora approdiamo a High Noon, opera del 1949, notoriamente tra le migliori di Edward Hopper. La vorrei osservare attentamente con voi e vorrei parlarvi anche del dietro le quinte di quest'opera, perché sono interessanti e mi permettono anche di parlare della moglie, Jo. Questo quadro raffigura una casa in una prospettiva molto particolare, perché l'attenzione del pittore è sulla fiancata e su questo lato corto della casa. Il paesaggio è completamente vuoto alle spalle, c'è un orizzonte privo di qualunque elemento se non il cielo e le nubi, quindi una casa estremamente isolata. Il personaggio umano è solamente uno, ed è questa donna che indossa un kimono blu e che osserva all'esterno. Questa donna è naturalmente la modella, è sempre, dei quadri di Hopper, è sempre Jo. Una Jo che però è modificata nel suo aspetto. Jo la vedete adesso, vi faccio, la regia dovrebbe mandare 2 ritratti di Jo, quindi una donna castano rossiccia, questo in cui si vede il colore dei capelli sta dipingendo, perché anche lei era un artista, e con i capelli spesso raccolti, che Edward Hopper adattava alle proprie composizioni. Questo ruolo di musa e modella da parte di Jo è anche uno dei motivi delle tensioni tra di loro. Jo era un'artista, quindi una donna colta, un'artista con delle aspirazioni che puntualmente erano frustate dalla personalità preponderante del marito. Ci sono moltissime opere di Jo, ci vorrebbe una mostra anche per lei, non è questo il luogo in cui parlarne, però sappiatelo, e se siete curiosi informatevi, perché merita uno spazio nella storia dell'arte. E
questo quadro si inserisce in un momento molto critico del loro ménage familiare, il loro matrimonio, che fu sul punto di interrompersi, furono sul punto di divorziare più di una volta. E questo fu uno dei periodi in cui si avvicinarono molto alla separazione. Hopper aveva iniziato questo quadro, ne abbiamo traccia nei diari di Joe. Joe dice che il marito aveva cominciato il dipinto di una casa isolata su 2 piani con 2 figure. Da come descrive il dipinto si capisce che è Heinun, però noi sappiamo che Heinun è un personaggio solo. Che cosa succede nel frattempo? Edward Hopper viene ricoverato per un'operazione e alle sue dimissioni finalmente completa quest'opera, donando a Joe questo kimono blu che lei indossa. E una cosa estremamente interessante, anche che io trovo divertente, è vedere una sorta di meccanismo psicologico che si scatena in Joe. Joe che fa da modella, dunque di fatto un ruolo che per una donna artista è svilente, in quanto lei vorrebbe realizzare le proprie opere, non essere una modella. Anche se non dispiace fare la modella, non le dispiace fare la modella, ma di fatto non è lei l'artista. E spesso si crea una sorta di meccanismo di invidia, in alcuni casi, di gelosia o addirittura di antipatia nei confronti del personaggio, che prende vita autonoma. Quindi il personaggio della donna diventa quasi una creatura con una vita a sé stante, separata naturalmente di quella di Joe che è solo il corpo, la modella, e lei ne scrive spesso epiteti anche molto coloriti, non solo per il soggetto di questo quadro ma anche in altre occasioni. Quindi in questo caso la definisce, la boccia come trasandata per questo kimono. Nel frattempo faccio scorrere dalla regia alcuni degli acquerelli che erano in mostra. Uno è una bellissima marina di una donna sulla spiaggia, in cui predominano sempre questi colori piuttosto freddi e queste ombreggiature, tipicamente romantico come paesaggio e come attitudine anche del personaggio. E vediamo anche un meraviglioso acquerello con delle automobili da film quasi, ci ricorda immediatamente il cinema noir, un altro aggancio al cinema. Come vi dicevo, Edward Hopper amava moltissimo il cinema, teatro ma anche il cinema, e spesso Joe scrive che per sfuggire alle tensioni familiari si rifugiava al cinema, addirittura durante i momenti di liti più feroci si recava al cinema a vedere i film di animazione della Disney pur di non stare in casa. Ma era un uomo assolutamente tranquillo, che si sappia è sempre rimasto con la moglie e era estremamente fedele al concetto di famiglia, in quanto le origini della propria famiglia, era una famiglia molto religiosa, avevano creato in lui quello che era diciamo l'atteggiamento del puritano, e pare che lui fosse qualcosa di estremamente sentito, non semplicemente una facciata sociale di accettazione sociale, che poco importava di fatto la coppia di entrambi. Erano 2 personaggi molto interessanti, molto cercati dagli amici, ma anche piuttosto solitari, quindi si ritagliavano ampi spazi di solitudine, accoglievano gli amici in casa ma per brevi ore, a volte per gli Edouard un tè era fin troppo lungo e l'impegno sociale, la mondanità lo stancava emotivamente per questa grande empatia che aveva verso l'esterno. Quindi questo quadro, questo acquerello che io trovo meraviglioso, di queste macchine contro luce che richiamano immediatamente i film dei gangster, il cinema noir, e che sono riferimento anche alla biografia di Edward Hopper, perché lui si comprò un'auto molto avanti nella carriera dopo che era stato già riconosciuto come un artista affermato, quindi non era qualcosa di così scontato come può essere invece per noi. Poi un ultimo paesaggio, perché ci stiamo avvicinando al momento del cinema. Quindi un ultimo paesaggio che in realtà è stato realizzato agli inizi della sua carriera. Qui siamo nel soggiorno parigino ed è infatti la Valle della Senna. Vedete questo ponte bianco che campeggia la parte sinistra della composizione e che crea una linea di fuga che va direttamente a finire all'orizzonte. Sull'orizzonte, lo vedete, c'è una collina, quella è la collina di Montmartre. Quindi un omaggio all'amatissima città di Parigi e al paesaggio europeo. È quasi una sorta potrebbe tranquillamente, al di là del ponte, essere un paesaggio statunitense. Quindi questo filo rouge che lega la cultura europea e statunitense tramite figure di alcuni artisti e cinematografi al giorno d'oggi. Il parallelo con Wim Wenders è immediato. Wim Wenders ha studiato la cultura
statunitense e ne ha tratto in modo dialettico, quindi critico ma anche affascinato, esattamente come Edward Hopper. Sta scorrendo anche l'immagine di un paesaggio insolito, perché è realizzato dall'interno di un'abitazione verso l'esterno, quindi in basso alle scale. È un quadro che Hopper finì con fatica, perché restò incompiuto per un lungo periodo di tempo e probabilmente non fu mai finito, per me non fu mai completato nelle intenzioni del pittore, perlomeno stando quanto scrive Joe nei suoi diari. Anche questo suggestivo per lo scorcio che dal buio dell'interno si affaccia a un cono di luce che poi incontra un altro muro d'ombra, e qui lo sbarramento in realtà è triplo, c'è la fine della scala, questa sorta di uscio, di porta finestra, e poi lo sfondo scuro contro l'orizzonte. E come opera di chiusura vorrei farvi vedere questa Two Comedians, che ora la regia passerà. Quest'opera non era in mostra, è un'opera del 1965, quindi l'ultima dichiarazione, il saluto al pubblico da parte di Edward Hopper. È un'opera molto bella perché lui si raffigura, la figura allampanata che vedete sulla destra naturalmente è Edward Hopper, e tiene per mano la moglie che era molto minuta. La moglie, tra l'altro, era spesso raffigurata più robusta di come fosse in realtà, spesso lui la irrobustiva. In realtà era piuttosto magra, tanto che aveva utilizzato le gambe della moglie come gambe per un modello maschile, di conseguenza era minuta e molto esile, che si affacciano su questo palco per salutare la scena, il pubblico di cui loro erano estremamente consapevoli nonostante non amassero la mondanità. Ed è un quadro che chiude una sorta di cerchio. Nel corner di Cesare, quello di Aprile, c'è un altro quadro che Hopper realizzò all'inizio della carriera, in cui lui si autoritrae come una sorta di pagliaccio, un misto fra pagliaccio e Pierrot. Era una terrazza in tipico stile di diretta discendenza romantica, e lui si era raffigurato da solo appunto come una maschera della commedia dell'arte, e qui chiude il cerchio della sua esistenza con la moglie. Entrambi ricordano un po' le raffigurazioni di Pierrot, quindi la trovo un'opera molto tenera e romantica. Ed ora la regia trasmetterà i 60 secondi del film di Wim Wenders. Vi lascio alla visione, vi lascio godere di questo piccolo spezzone che spero potrà girare anche in altre occasioni, in modo che si possa vedere in 3D, è estremamente suggestivo. E notate, do solo un suggerimento, notate come ci sia un personaggio alto e allampanato che fa capolino nelle scene e osservi i personaggi prima di andarsene. Quello è la raffigurazione del nostro Edward Hopper. In front of Edward Hopper's paintings, I always get this feeling that they are frames from movies that were never made. And I start wondering, what's the story that is beginning here? What will happen to these characters in the next moment? I'm inviting you to an immersive experience in 3D that will take you on a journey into Hopper's world and into that magic territory that opens up between paintings, film, light, and storytelling. Rieccoci in studio. Io ti ringrazio infinitamente, Nadia. Hai fatto un corner splendido, ecco, il corner l'hai fatto tu in questo caso. Questa è la prova di come non stia sbagliando nel cedere alcuni corner, alcuni spazi per far intervenire altri critici meritevoli. Io ve l'avevo già detto alla fine dell'anno scorso, no? Che durante questo 2021 io avrei cercato in tutti i modi di dar voce anche a critici che non hanno modo di andare in TV, di raccontare la loro, se non magari nella singola mostra, nel singolo testo, eccetera. La forza della TV sta proprio nel fatto di rendere visibile a un numero di persone spropositato ogni loro intervento.
Allora io vi ringrazio, vi saluto, non so cosa farò al prossimo corner, credo che però ci sarò solo io, quindi un corner più di cronaca, perché lo sapete, di mostre non ce ne sono ancora. Era stato detto, no, dal 16 la zona giallo-arancione, non mi ricordo più adesso, avrà di nuovo mostre, musei aperti, eccetera. Io non ne ho ancora visti, si vede che devono riprendersi un attimo, quindi si vedrà di settimana in settimana quale sarà l'argomento del Cesaris Corner. Io vi ringrazio, vi saluto, buona serata a tutti.